Cornuda, Crocetta del Montello, Castelfranco Veneto, Oderzo, nubifragi intensi, le temute bombe d'acqua, centri abitati e zone più periferiche allagati per ore. Emblematica l'immagine del sottopasso all'Iper di Castelfranco con un'auto bloccata sommersa quasi per intero. Un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco che nella notte hanno proseguito il lavoro, in particolare a Oderzo. Questa è via Madre Teresa di Calcutta. Strade allagate a Crocetta, a Cornuda oggi si devono contare i danni. Secondo allagamento in 10 mesi, l'esasperazione all'officina Zavarise di via Zanini. Noi ci ritroviamo nella stessa identica situazione. La differenza l'anno scorso dispiaciuto, quest'anno arrabbiato perché bisogna trovare delle soluzioni e qualcuno deve pagare questa volta. Danni? L'altra volta 90.000, adesso siamo intorno ai 70, perché ho salvato qualcosina. Fortunatamente è accaduto quando voi eravate presenti qui in fabbrica. Sì, con clienti e paura. Paura perché l'acqua è salita in 10 minuti. La competenza non è del comune, però c'è già un piano del consorzio di bonifica che è partito da un mese e che sta monitorando tutto l'alveo di questo torrente e non solo, proprio per metterlo in sicurezza. In centro al paese, verso la stazione, la situazione non è andata molto meglio. Una bomba d'acqua ha invaso anche il suo negozio? Sì, purtroppo sì, siamo riusciti un po' a fermare questa ondata incredibile che in mezz'ora 1 metro d'acqua è arrivata fino a qua l'acqua. Fino a qua, una cosa mai vista a Cornuda. Incredibile. Era già successo, però non era mai entrata, era sempre stata sulla strada o qua dietro tipo. Era proprio brutto di guardare anche la pioggia che non fermava, l'acqua andava dentro, io pensavo, mamma mia, cosa faccio io? Allora ho lasciato qui, chiudo la mia porta, è andata la mia amica che abita di là, per stare di là perché era nervosa, piangeva perché non sapevo cosa fare. Ma dentro avevo melma, avevo acqua fino in fondo al bagno. Già abbiamo lavorato 2 ore per buttare fuori tutto. Quindi tutta la zona della stazione è stata pesantemente colpita, tante case che sono andate sott'acqua, scantinati, uffici e siamo riusciti comunque adesso a risolvere un po' la situazione dopo qualche ora. Lei ha messo le paratie addirittura? Le 10 anni che ho fatto le paratie, d'altronde non si può vivere una vita che qua vivo sempre con paura dell'acqua alta. E fate tutto, è fatta cassa espansione, è fatta casa, però l'acqua alta quando è che viene so, c'è niente da fare. Fino a sera sorvegliati speciali sono stati i corsi d'acqua, non smette di piovere e anche le frane fanno paura. 2 famiglie sono state evacuate per uno smottamento a Formeniga nel Vittoriese. La situazione rimane delicata e monitorata di ora in ora.